Parola di vita, agosto 2024. Signore, è bello per noi stare qui. Matteo, capitolo 17, versetto 4. Gesù è in cammino con i suoi discepoli verso Gerusalemme. All'annuncio che là dovrà soffrire, morire e risuscitare, Pietro si ribella, facendosi eco dello sgomento e dell'incomprensione generale. Il Maestro allora lo prende con sé, insieme a Giacomo e Giovanni, sale su un alto monte e lì appare ai tre in una luce nuova e straordinaria. Il suo volto brilla come il sole e con lui conversano Mosè e il profeta Elia. Il Padre stesso fa sentire la sua voce da una nube luminosa e li invita ad ascoltare Gesù, il suo figlio prediletto. Di fronte a questa sorprendente esperienza, Pietro non vorrebbe più andar via ed esclama: Signore, è bello per noi stare qui. Gesù ha invitato i suoi amici più stretti a vivere un'esperienza indimenticabile, affinché la custodiscano sempre dentro di loro. Anche noi abbiamo forse sperimentato con stupore ed emozione la presenza e l'azione di Dio nella nostra vita, in momenti di gioia, pace e luce, che avremmo desiderato non finissero mai. Sono momenti che sperimentiamo spesso, con o grazie agli altri. L'amore reciproco, infatti, attira la presenza di Dio, perché, come ha promesso Gesù, dove sono 2 o 3 riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Matteo, capitolo 18, versetto 20. Talvolta, in questi momenti di intimità, Lui ci fa vedere noi stessi e leggere gli avvenimenti attraverso il suo sguardo. Queste esperienze ci sono date per avere la forza di affrontare le difficoltà, le prove e le fatiche che incontriamo nel cammino, avendo nel cuore la certezza di essere stati guardati da Dio, che ci ha chiamati a far parte della storia della salvezza. Una volta discesi dal monte, infatti, i discepoli andranno insieme a Gerusalemme, dove li aspetta una folla piena di speranza, ma anche insidie, contrasti, avversione e sofferenze. Là saranno dispersi e inviati ai confini della terra per essere testimoni della nostra dimora definitiva, il regno di Dio. Potranno cominciare a costruire già qua giù la sua casa tra gli uomini, perché sono stati a casa con Gesù sulla montagna. Signore, è bello per noi stare qui. Alzatevi e non temete. Matteo, capitolo 17, versetto 7. È l'invito di Gesù al termine di questa straordinaria esperienza. Lo rivolge anche a noi. Come i suoi discepoli e amici, possiamo affrontare con coraggio ciò che ci aspetta. Fu così anche per Chiara Lubich. Dopo un periodo di vacanze talmente ricco di luce da essere definito il paradiso del 1949, per la percezione della presenza di Dio nella piccola comunità con la quale stava trascorrendo un tempo di riposo e per una straordinaria contemplazione dei misteri della fede, anche lei non avrebbe desiderato tornare alla vita di tutti i giorni. Lo fece con nuovo slancio, perché comprese che proprio per quella esperienza di illuminazione
doveva scendere dal monte e mettersi all'opera come strumento di Gesù nella realizzazione del suo regno, immettendo il suo amore e la sua luce proprio dove mancavano, anche affrontando fatiche e sofferenze. Signore, è bello per noi stare qui. Quando invece la luce ci viene a mancare, riportiamo al cuore e alla mente i momenti in cui il Signore ci ha illuminato. E se non abbiamo fatto l'esperienza della sua vicinanza, cerchiamola. Occorrerà fare lo sforzo di salire sul monte per andargli incontro nei prossimi, per adorarlo nelle nostre chiese e anche per contemplarlo nella bellezza della natura. Perché per noi Lui c'è sempre. Basta che camminiamo con Lui e facendo silenzio ci mettiamo umilmente in ascolto, come Pietro, Giovanni e Giacomo. A cura di Silvano Malini e del team della Parola di Vita. Signore, è bello per noi stare qui.